Sono titolare legale rappresentante dell'azienda agricola Marconi Paolo e Alberto. Insieme a mio fratello stiamo conducendo allevamento di maiali e di mucche. I soldi che mi hanno dato il GAE Val d'Olessigna mi sono serviti a studiare un impianto per risolvere il problema degli allevamenti dei suini. Questo è un prototipo che stiamo costruendo assieme all'ingegnere Fabio Pesentini di Treviso. Serve praticamente, prende il liquame, lo separa dal solido dal liquido, il liquido che c'è l'inquinante, l'azoto, che non va nell'aria come impianti attuali, questo lo recupera in forma di concime che si chiama struvite. È un concime a un sale a lento rilascio, dandole alle piante, se le assumono quando hanno bisogno e non va nelle falde per inquinare. Questa macchina tutela l'ambiente a tutti gli effetti, perché l'azoto non va nell'atmosfera e due, non va a inquinare le falde perché una forma di sale non si scioglie ma viene estratto dalla pianta e se lo assume direttamente. Con il GAE Val d'Olessigna sono riuscito a fare questo progetto. Abbiamo discusso tanto con anche Ermanno Anselmi, che mi ha invogliato anche lui di fare questa cosa per risolvere i problemi sempre del liquame, perché il liquame è un problema in Lessigna come anche in pianura. In futuro, se ci sono ancora soldi per questi impianti, perché ho costruito insieme all'ingegnere questo impianto che viene studiato appositamente per l'azienda, sul liquame dell'azienda, perché i liquami variano, e se un domani ci saranno dei soldi anche tutti gli altri potranno mettersi a posto per non inquinare più e fare un ambiente più sano. Questi impianti sono utili per risolvere il problema dell'inquinamento.